Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG, il focus sulla nostra economia. Questa sera parliamo di energie rinnovabili e di una in particolare, lo vedete anche dal nostro titolo, l'idrogeno, perché su questo si sta concentrando molto interesse già da tempo per certi versi, ma diciamo che ultimamente ci si è resi conto che questo può essere uno strumento fondamentale per affrontare il futuro, farlo in modo sostenibile. Abbiamo visto i cambiamenti climatici, lo richiede però anche la nostra economia. Allora stanno nascendo alcuni progetti interessanti che riguardano l'idrogeno, ci sono aziende che però anche sul nostro territorio ci stanno lavorando già da un po'. Allora affronteremo questo argomento con alcuni ospiti in studio e con altri contributi che vedremo nel corso della trasmissione. Io vi presento intanto le persone che sono qui insieme a me, ci daranno una mano a entrare un po' in questo mondo quasi sconosciuto per certi versi dell'idrogeno, a cominciare da Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico di Pordenone. Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Patrick Ban, direttore System Integration e Performance della Wärtsilä, azienda finlandese ma che ha sede anche a Trieste. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E buonasera a Daniele Verardo, che è l'amministratore delegato di CTS H2, una startup innovativa di Brugnera che però insomma già da tempo sta appunto mettendo in piedi alcune cose molto interessanti sull'idrogeno. Buonasera Verardo. Buonasera a tutti i telespettatori, buonasera. E allora, prima di cominciare a parlare con voi di questo tema, vediamo questo servizio, questa copertina che ci aiuta un po' a capire la dimensione attuale dell'idrogeno. Vediamo. Un futuro chiamato idrogeno. Il processo di decarbonizzazione è ormai avviato, lo richiedono i cambiamenti climatici e la necessità di un futuro più pulito da lasciare alle prossime generazioni. I big dell'energia si stanno tutti orientando verso la svolta green e i governi mondiali sono pronti a mettere sul piatto molti fondi per infrastrutture, incentivi e lancio di nuovi prodotti. L'Unione Europea ha varato nell'estate del 2020 un progetto denominato Strategia per l'idrogeno, con un finanziamento di 470 miliardi di euro destinati a progetti di ricerca e di produzione in grado di dotare i paesi dell'Unione di strumenti per l'elettrolisi in grado di produrre entro il 2024 almeno 1 milione di tonnellate di idrogeno verde. E tra i progetti presentati dall'Italia all'attenzione di Bruxelles figura un iniziale stanziamento di oltre 200 milioni di euro sui 47 miliardi previsti per il prossimo decennio per favorire la ricerca e lo sviluppo della produzione nel campo delle energie rinnovabili e in particolare nel settore dell'idrogeno. Grazie alle tecnologie in atto nei prossimi anni sarà possibile alimentare le celle elettrolitiche per la produzione di idrogeno in forma gassosa su scala industriale, a livelli che nei prossimi 15 anni porteranno alla produzione di almeno 100.000 tonnellate di idrogeno verde l'anno, consentendo di abbassare i livelli di inquinamento atmosferico in modo assolutamente significativo, con effetti positivi sull'economia, sull'ambiente e sul clima. Una partita che ormai vede impegnato tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno riconfermato l'impegno alla riduzione delle emissioni, la Cina, nel suo ultimo piano quinquennale, ha previsto una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera del 65% entro il 2030 e l'Europa sulle energie rinnovabili ha sempre scommesso. Secondo un recente report cinese del settore, entro il 2050 l'idrogeno coprirà il 10% del fabbisogno di energia, mentre il numero dei veicoli a celle a combustibile salirà a 30 milioni e la produzione di idrogeno a 60 milioni di tonnellate. Anche l'Italia, come detto, è in corsa. Nel testo definitivo del PNRR sono stati aumentati i fondi per l'idrogeno, 200 milioni in più, da 2,99 miliardi a 3,19 e anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a fare la propria parte. Stato attuale delle cose, io chiedo subito a Daniele Verardo se può spiegare in parole semplici ai nostri telespettatori insomma come si può ricavare energia elettrica dall'idrogeno, insomma qual è il fenomeno, qual è la modalità, che è una modalità insomma non scoperta ieri di sicuro, ma che insomma diciamo, non è mai stata utilizzata in tutte le sue potenzialità fino ad oggi. Certo. Diciamo innanzitutto che per quanto ci riguarda noi produciamo idrogeno green, quindi idrogeno da acqua demineralizzata, acqua semplice diciamo,
acqua piovana o semplice acqua da ferro da stiro, quindi questo è il primo approccio che bisogna dire chiaramente ai nostri telespettatori. Come lo produciamo? Lo produciamo da elettrolisi. L'elettrolisi cos'è? È semplicemente una macchina che è composta da parti chimiche, da una parte abbiamo l'anodo, dall'altro il catodo, riceve energia da fonte rinnovabile, in questo caso il nostro progetto è per uso domestico, e scinde la molecola da una parte idrogeno che viene stoccato direttamente su un serbatoio e l'ossigeno viene rilasciato in atmosfera. Quindi questo ci permette appunto di utilizzare l'eccesso dell'energia che arriva dal fonte rinnovabile, in cui l'utenza, la casa, non ne godrebbe, non riesce a utilizzarla in maniera istantanea, e una volta poi stoccato viene poi riconvertito in energia elettrica tramite un altro apparato che si chiama fuel cell, che combina l'idrogeno da una parte e l'aria e l'ossigeno contenente nell'aria producendo energia elettrica. Ecco, quindi questo è quello che di fatto avviene. Andiamo alla Varsila per capire, insomma, nella grande produzione, insomma, abbiamo sentito, potrebbe esserci anche un uso domestico, di sicuro il vostro è un utilizzo ben diverso. Ecco, quali sono gli studi che avete compiuto, i passi che avete compiuto e dove siete arrivati al momento? Noi crediamo che non sarà subito usato di idrogeno puro, allora sarà una miscela e sempre di più. Allora, quello che abbiamo cominciato qualche anno fa aggiungendo una piccola quantità di idrogeno sull'LNG, allora sul gas naturale. Quello che abbiamo visto che è già disponibile oggi è un motore standard, puoi usare una piccola quantità di idrogeno mescolato dentro il combustibile. Lo stesso motore standard può anche avere un po' di più, fino a 25-15%, dipende dal tipo di motore, con un tuning diverso. Allora hardware uguale, software tuning un po' diverso. Per andare oltre questo 30%, 25% dove siamo arrivati oggi, serve anche, diciamo, il sviluppo in più, un motore diverso. Quello che stiamo facendo ora è di vedere come possiamo arrivare dal 30% dove siamo adesso verso il 100%. Per questo motivo abbiamo cominciato un concetto, un motore, diciamo, ottimizzato, che stiamo ottimizzando proprio per l'usaggio di idrogeno puro, per arrivare al 100% idrogeno in questo motore. E abbiamo fatto i primi test proprio un mese fa con grande successo. Ecco, questi test che risultato vi hanno dato poi? Allora, quello che abbiamo visto è che come si comporta il motore, che tipo di emissione già, perché non è solo il motore che funziona, che dà potenza, ma dopo c'è il gas di scarico con varie emissioni, che sistemi di appaldamento servono per mettere le emissioni a posto, che temperatura abbiamo, che componenti sono al limite, a che potenza possiamo arrivare, a che performance possiamo arrivare, tutte cose che ci sono le idee e le teorie, però vederlo con una macchina vera è completamente diverso. Allora si dà tanta informazione su come combusta questo idrogeno dentro un motore con combustione interna. Scolari, qui abbiamo detto, insomma, un po' l'idrogeno è un po' il futuro, ecco, voi che vi occupate di tutte le innovazioni possibili e immaginabili, ecco, qual è secondo lei la dimensione oggi di queste innovazioni che guardano all'idrogeno con molto interesse? Naturalmente sappiamo che dovrà sostituire di fatto il petrolio, poi, se vogliamo. Allora, cosa mi piace di questo incontro? Parliamo con un direttore della ricerca di una grande impresa mondiale e parliamo con una start-up amica del Polo, perché da tanti anni lavoriamo insieme, di 3 o 4 persone. Allora, prima di tutto, l'idrogeno è un'energia disponibile, applicabile in tante applicazioni. Può andare in una villetta, quando ci si mette un po' d'acqua e ci si mette appunto dell'idrogeno, può andare mescolato nel combustibile al momento tradizionale, gas o d'altro, su una meravigliosa, gigantesca nave da crociera. Perché è interessante questa cosa? Io voglio lanciare dei messaggi. Il Polo si occupa di trasferimento tecnologico, quindi ha bisogno di calare anche sui non specialisti. Qual è il vantaggio dell'idrogeno? Prima di tutto ce n'è tanto, e non è una variabile indifferenziata, perché la guerra che c'è sul petrolio è perché ce n'è sicuramente meno. E a disposizione di pochi. A disposizione di pochi, bisogna mettersi il turbante, eccetera, eccetera. Quindi ce n'è tanto.
Il processo, ce l'ha detto Daniele, è un processo semplice, si fa nei laboratori delle scuole a far bollire la roba. È un'energia buona, perché la bomba all'idrogeno è un'altra cosa, non c'entra niente con la produzione. E poi parleremo anche di sicurezza, perché c'è un po' il timore, no, quando si parla di idrogeno, che ci sia qualcosa di pericoloso dietro. È un'energia buona, come tutte le cose l'utilizzo va pilotato, ma se noi risaliamo a un'ultima scoperta energetica, quella dell'energia nucleare, della bomba H e della bomba all'idrogeno, lì non è stata sempre adoperata bene, insomma dipende, io non faccio il politico e non giudico queste cose, però l'idrogeno è, tra virgolette, più buono. È certamente rinnovabile, e ce n'è finché volete, quindi sarà il 10% fra 10 anni, non si sa. Però io apprezzo assolutamente la politica mondiale di incentivare questi utilizzi, perché deve diventare un elemento culturale. 30 anni fa eravamo spreconi di energia, ce n'era e via la grande. Abbiamo avuto qualche guerra petrolifera per cui andavamo a piedi, andavamo in bicicletta. Oggi abbiamo una cultura attenta al risparmio energetico. Non sarà l'idrogeno, secondo me, l'unica energia per fare andare il mondo. Ci sarà un po' di fossile, ci sarà un po' di nucleare, ci sarà del gas naturale, ci sarà un mix, perché la grande evoluzione tecnologica che stiamo vivendo adesso ci porta a customizzare. Non c'è una panacea per tutto, ci sono tante cose personalizzate. Auguro a Daniele qualche villetta collegata col suo sistema, auguro una bella nave da crociera come quella varata settimana scorsa, gigantesca, con un motore di Wärtsilä, giusto? Con la possibilità di andare a idrogeno. Sì, e poi insomma di navi a idrogeno parleremo anche nel corso della trasmissione, perché insomma anche Fincantieri e MSC si sono messe insieme e stanno progettando una nave completamente a idrogeno. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare di questo e di altro con i nostri ospiti. A tra poco. Di nuovo in compagnia con Economai FVG, l'ho detto prima della pubblicità, abbiamo parlato anche le grandi navi un domani potranno andare completamente ad idrogeno, forse sì, e questo è quello che si augura a Fincantieri, che insieme a MSC ha messo insieme un memorandum per cercare di realizzare questo progetto. Allora lo vediamo in questo servizio. La nave partirà. Una nave da crociera alimentata a idrogeno, e sarebbe la prima al mondo. Questa è l'idea della divisione crociere del gruppo MSC, di Fincantieri e di Snam, che hanno annunciato la firma di un memorandum per valutare congiuntamente la progettazione e la realizzazione di una novità assoluta nel settore. La società proprietaria del terzo brand crocieristico più grande al mondo, che fa parte del gruppo leader globale dello shipping e della logistica MSC, uno dei più grandi gruppi cantieristici mondiali e uno dei principali operatori internazionali di infrastrutture energetiche, hanno unito le proprie forze per realizzare inizialmente uno studio di fattibilità sulla progettazione e costruzione della prima grande nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno, che consentirebbe operazioni a emissioni zero in alcune aree, nonché sullo sviluppo della relativa infrastruttura di bunkeraggio dell'idrogeno. Nei prossimi 12 mesi le 3 aziende studieranno i fattori chiave relativi allo sviluppo delle grandi navi da crociera alimentate a idrogeno. Questi includono l'organizzazione degli spazi a bordo per ospitare le nuove tecnologie H2 e le celle a combustibile, la definizione dei parametri tecnici dei sistemi di bordo, il calcolo dei potenziali risparmi sulle emissioni di gas serra e un'analisi tecnica ed economica della fornitura di idrogeno e delle relative infrastrutture. La divisione crociere del gruppo MSC è impegnata a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni per le operazioni della propria flotta entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, la compagnia sta lavorando in partnership con un vasto numero di cantieri navali, fornitori, produttori e altre organizzazioni, oltre a investire in differenti tecnologie e soluzioni per la propria flotta. Sarà come l'arca di Noè. Ecco, BAN, questo insomma è proprio il vostro settore. Quanto tempo servirà, insomma, anche per quelle che sono le vostre esperienze, i test che avete fatto anche voi sul campo? Per fare in studio non serve
tantissimo tempo ovviamente. Per avere la tecnologia disponibile forse neanche è il tempo più lungo, penso che quello che sarà il tempo più lungo è la disponibilità per la quantità di idrogeno che serve per una nave di genere, perché fallo, ma se non sei combustibile non vai da nessuna parte. Allora le infrastrutture, la capacità dei vari impianti di generazione di idrogeno per questa quantità, ma anche non solo un punto, ma da tutte le zone dove questa nave va a operare deve essere disponibile. Penso che questo sarà il lead time più lungo rispetto allo sviluppo della tecnologia. Perché ci vogliono anche le ricariche, insomma, per così dire, a un certo punto termine, ci deve essere la possibilità di sostituire la batteria, diciamo, a idrogeno, di trovare idrogeno da dove deve andare la nave. Se pensiamo solo a quello che è successo adesso con il Covid, da un giorno all'altro dobbiamo decidere che la nave va da un'altra parte, però sì, deve essere ovviamente disponibile il combustibile che serve se punti su un single fuel o un monofuel. Sono come le famose ricariche, no, per le macchine elettriche, uno diceva non prendo la macchina elettrica perché non c'è la ricarica, adesso stiamo vedendo che però le colonnine stanno cominciando a spuntare, i prezzi si stanno abbassando, ci sono degli incentivi e quindi questa dovrebbe essere, diciamo, la linea che dovrebbe seguire anche il progetto idrogeno? Io penso che per le navi ha più senso di puntare su una soluzione multifuel, allora che la nave sì può andare a 100% idrogeno, però la stessa nave con il stesso impianto può andare anche su un altro combustibile nel giorno quando non si trova idrogeno o quando c'è bisogno per altri motivi di usare un altro combustibile. Che potenza serve per muovere una città sul mare? Un città del mare di questa grandezza che abbiamo visto qui siamo intorno a 50-60 megawatt. Scusa, megawatt. Insomma, non è assolutamente poco. Dal grande ci spostiamo al piccolo, come diceva anche prima Scolari, abbiamo la grande multinazionale, il gigante, insomma, dell'economia, poi abbiamo la start-up di poche persone che però ha fatto passi da gigante, vero Verardo? E la vostra idea è quella di rendere disponibili questi impianti per le soluzioni domestiche, cioè come abbiamo il fotovoltaico in casa, attaccarci anche questo macchinario che poi funzionerebbe come? Sì, diciamo innanzitutto relativamente alla startup la fortuna e la bravura nostra è stata grazie ai nostri soci che hanno incanalato il loro know-how, le loro conoscenze e soprattutto esperienze fatte, perché abbiamo circa una ventina di impianti in tutto il mondo funzionanti, è stata quella chiaramente di concentrarsi su due elementi della filiera dell'idrogeno, quello, come ho detto prima, sulla produzione e sullo stoccaggio. Proprio su questo la startup nasce per dare un prodotto chiaramente finito, chiave in mano, funzionante per il mercato. Ci siamo concentrati sul domestico e sostanzialmente per un paio di motivi ci siamo concentrati là. Il primo sicuramente è per dare un vantaggio chiaramente all'utente per ridurre la bolletta energetica. E questo lo abbiamo fatto grazie alla possibilità di autoconsumare tutta l'energia che la fonte rinnovabile, in questo caso fotovoltaico, che abbiamo sopra il tetto, riesce appunto, grazie alla compensazione di quello che è il consumo istantaneo rispetto a quello che è ad esempio il notturno e poi ancora più in grande a livello stagionale, quello che si produce d'estate lo si può consumare d'inverno. Appunto l'idrogeno ci sembrava quello più pronto per compensare l'alternativa oggi alla batteria tradizionale. E questo siamo riusciti a farlo anche grazie alle potenze che ci abbiamo messo in gioco e alle tecnologie che abbiamo messo insieme e che ci hanno permesso di arrivare appunto a efficienze molto elevate, stiamo parlando di sistemi che superano ormai il 50%, ricordandosi che il nostro è in assetto microcogenerativo, quindi mentre produco l'idrogeno io produco contemporaneamente acqua calda a 45 gradi, che in un contesto chiaramente domestico viene utilizzata o a supporto di quello che potrebbe essere la climatizzazione invernale o acqua calda sanitaria. Sì, quindi di fatto un risparmio assoluto. Parlavamo di idrogeno green, in questo caso perché è totalmente verde, ecco, qual è la differenza anche con gli altri, diciamo?
Sì, come dicevo, noi ci siamo concentrati esclusivamente nell'idrogeno verde. Diciamo che l'idrogeno di per sé non ha un colore e hanno voluto giustamente nell'indirizzare anche quelli che sono processi legati si diceva, agli investimenti e le traiettorie che l'Unione Europea ha voluto dare, siamo in un contesto diverso. Il green parte esclusivamente quindi a zero carbon footprint, quindi CO2 zero. Poi abbiamo il blu che cattura la CO2, okay, e quindi la deve stoccare da qualche altra parte. Poi abbiamo il grigio che chiaramente rilascia CO2. Questi sono i tre, diciamo, filoni più conosciuti. Poi abbiamo quello nucleare, il viola e altri tipi di colore, però diciamo questi tre sono quelli alla quale l'Unione Europea vuol dare supporto per avere grandi quantità e quindi utilizzo di questa risorsa. Ecco, dietro la parola green, Scolari, che va tanto di moda in questo periodo, c'è naturalmente grande attenzione all'ambiente, insomma tutte le istituzioni, tutti gli stati se ne sono resi conto che insomma non si poteva andare avanti così. Diventa anche però un fattore economico, perché abbandonare vecchi sistemi per passare a quelli nuovi non è sempre un passaggio immediato. Ecco, su questo riusciremo a vincere questa sfida dei tempi brevi? Sarà un passaggio indolore o sarà un passaggio che insomma costerà qualcosa? C'è qualcuno che mi accusa di essere un consapevole ottimista. Io sono ingegnere e quindi la risposta è sì, naturalmente. Dopodiché, siccome è una conquista, per fare le conquiste uno deve smazzarsela, perché sennò non ci riesce da solo. Volevo dire una cosa però, che è un pensiero un po' generale, ma peculiare. Allora, io sono per lo sviluppo, sono per il benessere. Sono per la creazione di valore. Benessere, creazione di valore, PIL, va di pari passo col consumo energetico. Cioè, se non si consuma energia, si è poveri, si va indietro. Prima ho detto attenzione al risparmio energetico, cioè non va sprecato, però va consumato. Perché se noi non abbiamo l'aria condizionata in una giornata come oggi, se noi non abbiamo lo ski lift per andare in montagna, viviamo male, non va mica bene. Noi dobbiamo consumare tanta energia perché le persone ricche, che vivono nei paesi ricchi, che hanno lo sviluppo, hanno gli ospedali, che consumano un casino di energia. Certo. Quindi dobbiamo orientarci culturalmente a consumare tanta energia, ma attenzione, energia buona. Ecco che il tema culturale è per che cosa e in che modo. Non ci saranno tutte le macchine o i camion a batteria, perché se devi andare lontano non va bene una batteria. Le navi elettriche non funzionano mica molto. Forse a Venezia possiamo andare da un posto all'altro. La gondola elettrica. Sì, ma per fare un po' di scena. Ma piccoli tratti e così via. Il concetto di customizzazione del bisogno, il concetto di customizzazione delle risorse per un bisogno peculiare. La città è una cosa, le grandi distanze sono un'altra cosa, i mezzi sono delle cose diverse. Ecco che la tecnologia orientata dalla cultura, che è fatta dalla politica, perché poi occorre un orientamento politico e per fortuna oggi c'è una politica quasi mondiale, io non so se lo Zimbabwe, che nomino per caso perché è l'ultimo nella lista degli stati, appartiene al gruppo del risparmio energetico, forse, però non me ne frega niente. Però i grandi paesi, Cina in testa, che è un grande consumatore, un grande emissioni e così via, si orientano con la sensibilità di l'energia giusta, l'alto consumo energetico, intelligentemente orientato. Ecco, queste sono le sfide che passano attraverso la cultura dell'uomo, perché la differenziata ci ha messo 10 anni per diventare habitus. Oggi noi le bottiglie le mettiamo da una parte e la carta la mettiamo dall'altra. Quando ce forse Banche olandese queste cose le faceva già quando era piccolo, no?
Però anche là non è andato da oggi a domani, ovviamente. No, non è andato... Si voleva un po' di tempo per abituarsi, che è normale. Il freno è la testa dell'uomo, perché non è la tecnologia, gli inceneritori c'erano già. Io a Trieste ho ereditato un inceneritore austriaco dei primi del Novecento, quindi sapevano incenerire. A proposito dello smaltimento, che è legato alla qualità dell'ambiente, un centro città può avere un inceneritore nel centro della città, mettete gli inceneritori nel centro della città, perché è il posto più vicino alla generazione di pattume. Perché il pattume bisogna anche portarlo se poi. tu lo porti crei inquinamento. Questo non è facile da digerire. Non sarebbe facile insomma da accettare di avere un inceneritore in centro città. Grazie comunque per la considerazione, noi ci fermiamo ancora per un spazio pubblicitario tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG parliamo di energie rinnovabili, in particolare ci stiamo concentrando questa sera sull'idrogeno, insomma, ma non solo. Ban, da voi alla Varsila, lei si occupa naturalmente di ricerca e sviluppo, è l'unico elemento sul quale state lavorando, no, immagino? No, è vero, perché l'idrogeno ha tante possibilità, il bello è che l'emissione praticamente solo acqua, da questo punto di vista ottimale. Diciamo, una limitazione dell'idrogeno è il volume che serve per stoccare. Sì, rispetto alle batterie la densità di energia è molto meglio, però si vuole tanto volume rispetto a quello che siamo abituati adesso. Una possibilità ovviamente di stoccare idrogeno sarebbe da liquificarla, stoccare liquido, però anche in questa forma comunque ha una densità più bassa di quella che stiamo abituato adesso. Per esempio in confronto di LNG, gas naturale liquificato, serve già un 3 volte di più volume. Allora per applicazione dove si deve portare tanto combustibile con sé, tipo una nave che deve attraversare l'oceano, pensiamo che si vede più un'altra forma di combustibile creato dall'idrogeno. Allora questo potrebbe essere per esempio ammonia. Allora trasformando questo green idrogeno in green ammonia e usare questo come combustibile. Ovviamente nel shipping si sta guardando tanto questo green ammonia. Per questo motivo Wärtsilä ha cominciato anche di sviluppare soluzioni per combustare, after treatment e anche stoccaggio di combustibile per il green ammonia. Proprio per il green ammonia abbiamo fatto un test molto interessante appena 4 settimane fa, dove abbiamo girato per la prima volta un motore full scale con una miscela tra combustibile tradizionale gasolio e ammonia in un percentuale di oltre 70% di ammonia. Abbiamo visto che il performance era oltre le nostre aspettative. Il motore girava molto bene, con un'efficienza interessante e anche il livello di emissione era molto buono. Allora c'è tanta possibilità di andare verso il 100% di ammonia in alternativa. E un'altra alternativa potrebbe essere non creare green ammonia, però creare green metanolo. Allora produrre metanolo dal green hydrogen, stoccare il metanolo nella stessa maniera. L'avvantaggio di metanolo è che è ancora più facile da combustire, è già possibile oggi, abbiamo già motori che girano su metanolo da anni, allora sarà un'altra possibilità invece di puro hydrogen, che ha di nuovo l'avvantaggio di avere il bisogno di spazio per stoccare l'energia molto più ridotto rispetto all'idrogeno. A parte il spazio per stoccare idrogeno, se vuoi fare idrogeno liquificato ti serve anche tanto energia per fare liquido, allora tanti costi in più e a questo punto di vista se hai bisogno di tanto combustibile forse economicamente ti costa di meno di portare ammonia invece di portare idrogeno. Ecco, grazie, quindi abbiamo sentito che insomma, le alternative ci sono, si parlava dello stoccaggio più complicato nei grandi volumi, meno se ci si concentra nell'uso domestico. Verardo, voi insomma fate questo, lo producete, lo stoccate. Quanto spazio serve, come siete riusciti? Perché poi anche contenere l'idrogeno non è così semplice, no? Corretto. Beh, innanzitutto l'idrogeno è 14,4 volte più leggero dell'aria, quindi chiaramente penetra il cemento armato, quindi è difficile contenere. Proprio su questo abbiamo sviluppato anche negli anni, con l'esperienza dei nostri soci, dei sistemi appunto che lo potessero contenere.
e quindi che avessero caratteristiche di impermeabilità innanzitutto. Poi avendone bisogno, come diceva giustamente il collega, di volumi notevoli dal punto di vista dimensionali, abbiamo dovuto comprimerlo. Il nostro sistema chiaramente elettrolitico già ti permette di avere senza nessun compressore idrogeno a 35 bar, prodotto a 35 bar. Questo chiaramente dà un grande vantaggio dal punto di vista di efficienza. L'altro aspetto è trovare il giusto compromesso che chiaramente ne identifica poi anche un senso economico e quindi un piano di rientro dell'investimento. Quindi abbiamo trovato dei serbatoi che chiaramente fossero omologati innanzitutto, quindi anche per il discorso di sicurezza, a 35 bar. Ne stiamo testando, quelli del mercato sono già 200 bar, quelli che vediamo correre per le strade, i carri bombolai sono a 200 bar, quindi possiamo stoccarlo fino a 200 bar e questo ci permette già in un uso domestico di avere un volume all'interno di quelle che sono le normative correnti fino a 180 kWh stoccati. Quindi diventa interessante poter appunto utilizzare questo eccesso di energia da fonte rinnovabile fotovoltaico che verrebbe ceduta in rete per poterla utilizzare quindi successivamente nelle fasi diurne oppure, ripeto, in anche giorni, mesi successivi. Si sa che quando i macchinari, tutte le nuove invenzioni sono all'inizio, naturalmente costano molto. Qual è il costo di un impianto di questo tipo? Se qualcuno volesse pensare insomma, di cominciare a installarselo in casa appoggiandosi al proprio fotovoltaico? Questa è una bella domanda, diciamo che il gap tecnologico chiaramente va coperto, la tecnologia oggi grazie agli incentivi ci permette di entrare nel mercato. E questo lo dobbiamo dire chiaramente, noi non produciamo 1,5 milioni di pezzi al giorno, oggi ne produciamo 10 all'anno, quindi capite che chiaramente il gap costo-convenienza diventa difficile nel momento in cui non diventa industria la cosa, però è la sfida che ci siamo dati grazie appunto a normative ben precise che identificano appunto nell'idrogeno verde un'alternativa reale e quindi appoggiano queste iniziative CO2 zero con incentivi molto sostanziali. Il primo da citare è sicuramente il Superbonus, certo, che conosciamo tutti, che ci permette abbondantemente, io direi, di pagarci il nostro costo, quindi a chi oggi se lo permette da un punto di vista chiaramente normativo, facendo i 2 salti di classe energetiche per chiaramente rientrare in quello che è l'incentivo, che è un credito d'imposta, ti permette appunto di avere il nostro sistema in casa con un beneficio che è quello di poterti autoconsumare l'energia e quindi ridurre la bolletta energetica. L'altra cosa interessante, se mi permetti, sì, è le comunità energetiche o l'autoconsumo collettivo dove viene premiato per 20 anni l'autoconsumo istantaneo. Ecco che il nostro sistema può effettivamente coprire anche questa opportunità che noi la vediamo chiaramente negli anni a venire, dove a tutti gli effetti anche da un punto di vista culturale l'unione di diversi impianti e degli stoccaggi decentralizzati potranno a tutti gli effetti dare un vantaggio economico nelle tasche dell'utenza. Ecco, voi siete giganti, colossi, come abbiamo detto prima, da Wärtsilä, però anche questi test, queste sperimentazioni fatte da piccole start-up, ma che ci lavorano, ricordiamolo, da almeno 15 anni, Verardo, possono esservi d'aiuto, cioè ci può essere anche un confronto su questo tra il gigante e il piccolino, che però, insomma, riesce in qualche modo a trovare delle soluzioni intelligenti. Certamente, perché noi siamo un po' rigidi nel nostro modo di pensare, si fa così e si parte nel nostro modo e fa un cambiamento a destra e a sinistra, eccetera. E qualche volta nasce un'idea nuova da un'altra parte completamente. Allora, come Wärtsilä, come gigante, come dice lei, cerchiamo tutto il tempo il mercato dei vari start-up. Organizziamo anche eventi per incontrarsi con i vari start-up, giusto per raccogliere idee e aiutare qualche start-up per sviluppare qualcosa insieme. Può venire fuori qualcosa di utile, può venire fuori qualcosa che non serve a noi, però sì, sono briciole per noi per trovare qualche idea brillante. Lo facciamo, diciamo, di continuo.
Ecco, sentire queste cose, sicuramente non Scolari che già 15, 20, 30 anni fa le immaginava, ma diciamo i comuni cittadini no, insomma è un bel cambiamento, è un passaggio quasi epocale, ecco, eravamo abituati insomma, a ben altro, insomma, c'è il petrolio, bisogna andare avanti così, non si cambierà mai, si diceva, per motivi economici, per motivi politici, invece alla fine ci siamo arrivati, ecco, il mondo ci ha costretto ad arrivarci. Ma sai, il nostro lavoro è cambieremo sempre, no? Non cambiamo mai. Sì, è il Noi vostro appena qualcosa funziona ci stufiamo. Io dico che il lavoro di chi si occupa di innovazione è disturbare il quieto vivere, perché appena lui ha finito un progetto io vado lì, bisogna dire che è vecchio, che consuma troppo ed altro. Avete toccato, e tu l'hai suggerito, un tema molto bello e di grande attualità, che è lo scambio tra la velocità del piccolo e la disponibilità del gigante. Questi piccolini, guardate come è magro il Daniele, no? Perché deve essere agitato, correre, avere un'energia cinetica straordinaria. Per chi fa il mio lavoro, questo processo di osmosi e di assorbimento della sperimentazione, magari ad opera technology readiness level 7, 8, perché poi a industrializzare la cosa ci vuole del tempo ed altro. Ma questo processo, e noi del Polo lo seguiamo sotto un cappello che si chiama Open Innovation, andiamo a caccia dei tanti Verardo sull'energia, sulla meccanica, su modelli di business anche, e ne troviamo nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Li selezioniamo, li rendiamo un po' presentabili, perché a volte le idee della startup non sono presentabili, e poi abbiamo un progetto nazionale con un soggetto che si chiama ELIS, anche supportato da banche del Triveneto, e andiamo a contattare i grandi, andiamo a contattare l'ENI, andiamo a contattare le autostrade, andiamo a contattare Varsi, l'Electrolux, perché, come dicevi, c'è del buono anche nel piccolo. Soprattutto c'è del dinamismo nel piccolo, perché, se posso aggiungere una contestualizzazione della nostra era, oggi chi si occupa di innovazione sa che le tecnologie dirompenti, disruptive, cioè quelle che ogni 18 mesi cambiano e raddoppiano la potenza, convergono generando una velocità innovativa che non c'è mai stato nel passato. È un momento meraviglioso, io dico per me, per chi mi vuole bene, perché ci occupiamo di innovazione, ma non c'è mai stata così tanta diffusione e conoscenza come in questo periodo. Quindi viva la tecnologia, viva gli scienziati, perché portano benessere e qualità della vita. Non è mai stato così nel passato. E a questo dobbiamo aggiungerci che c'è la favorevole coincidenza che mai come ora ci sono tanti soldi in arrivo da spendere, e quindi anche questo potrebbe sicuramente, grazie al PNR, grazie ai piani dell'Europa, ma anche quello che stanno facendo gli altri stati, insomma Stati Uniti e Cina in primis, dovrebbe sicuramente dare una mano. Di questo parliamo dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci, ultima parte di Economai FVG, parliamo di energie rinnovabili, ci siamo concentrati sull'idrogeno, ma insomma ce ne sono molte altre. Noi vorremmo anche sapere che cosa sta facendo la Regione su questo, qual è la visione, insomma, e per questo lo abbiamo chiesto all'assessore regionale all'energia Fabio Scocimarro. Sentiamo che cosa ci ha detto. La nostra giunta regionale crede fermamente nelle potenzialità delle energie rinnovabili, in particolare l'idrogeno. Abbiamo fatto anche un protocollo con la SNAM affinché si possa sviluppare questa nuova tecnologia. Crediamo fortemente che la nostra regione debba avere una Green Valley e anche una Blue Valley per appunto sviluppare questi poli scientifici del futuro. Inoltre abbiamo messo 5 milioni di euro a disposizione degli enti pubblici affinché possano mettere delle centraline di ricarica delle automobili e soprattutto dei pannelli fotovoltaici a cui sono dedicati. Inoltre questi pannelli daranno ovviamente l'energia a questi enti pubblici, avendo dei risparmi notevoli nei costi appunto dell'energia. Ma poi un progetto innovativo, primo in Europa, la nostra regione avrà a disposizione
500, anche 600 macchine elettriche in rotazione fra tutti gli enti pubblici affinché si possano sostituire i vecchi veicoli inquinanti in dotazione appunto al pubblico. E poi un progetto ancora più ambizioso, che è quello che si chiama Nipoti, perché i nostri figli e nipoti appunto possono avere una regione più verde, quindi anticipare di 5 anni e forse anche di 10 il Green Deal europeo previsto nel 2050, affinché si possa da subito fare i compiti per casa in anticipo rispetto a quello che l'Europa ci chiede per arrivare alla neutralità energetica e climatica entro il 2050. Noi lo faremo, come l'ho detto prima, e questo progetto molto ambizioso verrà condiviso da tutto il Consiglio regionale. Energia rinnovabile vuol dire anche risorsa idroelettrica. In una regione come la nostra, che è molto ricca di fiumi, questa è una risorsa da sfruttare, ma anche con una grande attenzione. Ricordo che 57 anni fa ci fu la tragedia del Vajont, 1917 vittime, e quindi l'attenzione in questo senso deve essere molto molto elevata. Ma è una legge che dormiva in Italia da oltre 20 anni, e noi, la nostra regione, prima in Italia ha fatto una legge condivisa da tutto il Consiglio regionale, maggioranza e opposizione, affinché questa risorsa ritorni in pancia al pubblico, alla regione, e venga sfruttata a esclusivo vantaggio delle nostre genti e soprattutto della montagna. Quindi avremo una nuova società pubblica, la società energetica regionale, e che andremo a condividere appunto gli utili con tutti i cittadini della regione. È una cosa molto importante e vedrà la luce subito nei prossimi mesi. Insomma, fondamentale è anche il lavoro delle istituzioni, la Regione naturalmente sta facendo la propria parte. Verardo, c'è anche un'interlocuzione, immagino, appunto con i vertici regionali su questo, ecco, a che punto è la collaborazione? Diciamo che la collaborazione è quella, innanzitutto è stata quella di dare degli spunti poi anche ai vari assessori e chiaramente alla pubblica amministrazione in generale. Spunti che chiaramente noi li vediamo sempre nella fase di concretezza, quindi dare la possibilità a tutti gli effetti di poter mettere a terra comunque sistemi che abbiano determinate caratteristiche appunto di sostenibilità, che ci permettono poi alla fine di arrivare di dare il vantaggio all'utenza finale. Con loro stiamo con la Regione e il nostro Presidente ci ha coniato come idrogeno diffuso da quel punto di vista, quindi la capacità e spero forza nostra sia quella di arrivare appunto sulle case di tutti. Si è parlato anche molto non solo dello stoccaggio e quindi dell'uso della risorsa idrogeno come storage, ma si è parlato anche di piccola mobilità o mobilità dolce, nella quale ci sono concetti anche là nell'utilizzo ad esempio delle ciclovie, quelle sicuramente l'Alpe Adria è un esempio per tutta Europa, dove poter mettere magari dei rifornimenti appunto a idrogeno utilizzando biciclette chiaramente a idrogeno, quindi chiaramente a pedalata assistita. Ne abbiamo sviluppate diverse, al Parco Olimpico di Rio de Janeiro, in Malesia, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto diverse esperienze anche qua, le abbiamo portate sia con utilizzo puro dell'idrogeno, sia con metalli idruri, che è un'altra forma di accumulo dell'idrogeno utilizzando appunto dei metalli. E le abbiamo portate anche in un mix perché per dare maggior durata alla batteria, quindi in supporto, il sistema si chiama range extender, quindi a supporto della batteria, dando noi la carica a batteria e quindi rispettando quello che la casa madre dice, il ciclo famoso di carica, permettendo quindi anche una maggior vita della stessa. Ecco, Ban, se dovessi io cambiare l'auto, volessi orientarmi su un'auto elettrica, un'auto a idrogeno, insomma, lei mi consiglierebbe qualcosa? Cioè, come vede anche questo mercato, il mercato dei trasporti, diciamo, poi in generale? Se l'usaggio dell'automobile sarà limitato di autonomia al giorno, se non ha bisogno di fare 1000 km ogni giorno, ma lavoro, casa, eccetera, sicuramente elettricamente. Perché? Perché la quantità di energia che recuperiamo da rinnovabile è molto più alta, l'energia che metti dentro le batterie recuperi
sarà intorno al 90%, invece quando fai la strada lunga verso idrogeno ci sono più perdite e così più costi. Però se la distanza diventa più lunga, l'autonomia più grande, o la potenza che serve più grande, perché non è una macchina piccola ma è un camion invece, un camion caricato, o come gli olandesi una macchina con un roulotte, eccetera, ti serve più energia, forse è più conveniente invece l'idrogeno. Ecco, quanto pensa che potrà essere, insomma, già ci sono naturalmente le auto idrogeno, ma insomma che possono diventare di massa? Io penso che in Europa non viene automobile idrogeno di massa, penso che automobili privati sarà più elettrico, batteria, invece idrogeno per le applicazioni che hanno bisogno di più energia, tipo camion o autobus grande, autobus per distanze lunghe. Allora, piccole distanze, piccola capacità, full electric, un po' più grande, idrogeno. Ok, grazie, insomma adesso mi sono chiarito le idee su questo fatto, magari poi l'auto non la cambio neanche. Scolari? Per quanto riguarda, abbiamo detto, il momento favorevole, tutte le risorse che ci sono, PNRR, ma allora, secondo lei? Questa è l'unica domanda che abbiamo concordato Sì. per poter gradire la mia presenza. Perché hai detto che ci sono tanti soldi ed io ho detto non c'è mai stato un momento con così tanta tecnologia, ma è incredibile la voragine di soldi. Con alcuni distinguo, il diavolo si annida nei piccoli spazi. I soldi del PNR devono essere consumati col progetto finito entro 6 anni, ok? Questo l'hanno detto. Quindi i quattrini che arrivano a onde, perché l'Italia li ha già ricevuti. Mi fa piacere ricordare che Pordenone ha già avuto un piccolo chip di quattrini, me l'ha detto ieri il vice sindaco. Ecco, ma occorrono progetti sottostanti, occorrono progetti di cambiamento e di innovazione misurabili e sottostanti. Perché occorrono le riforme? Perché se noi ci teniamo il codice degli appalti che abbiamo e l'attenzione al fine burocrazia e non burocrazia come strumento d'ordine, diciamo, ma io ho seguito la burocrazia, sì ho capito, ma il progetto è finito, non va bene. Noi viviamo oggi in un momento straordinario, lo vediamo, avevamo detto più 3,5 di PIL, poi abbiamo detto più 4,5, adesso siamo al 5. Finiremo 5,5 e la nostra regione, io credo che faccia il PIL più alto che abbia mai fatto in un semestre, perché l'export del Friuli Venezia Giulia è stato più 16%. Però quest'onda di sviluppo va cavalcata. Dobbiamo essere surfisti, perché i quattrini oggi non si stampano neanche più. Schiacci un bottone e dici io ne ho di più. Prendo una criptovaluta e decido io quanta ne serve. Quindi è una risorsa infinita, più che l'idrogeno, i quattrini. Teoricamente. Sforiamo il 150%, non ce ne frega niente. I quattrini ci sono. La tecnologia c'è, il cambiamento di marcia è la sfida dove per esempio agisce il Polo. Sì. Alla ricerca di imprenditori coraggiosi. Se mi permetti un discorso, io faccio il tecnologo, molti mi conoscono come ingegnere. Quando Draghi ha deciso di fare il primo ministro, che non gliel'ha, cioè non è che poi si fa un paiolo mica da ridere evidentemente, ce li aveva tutti contro. Lui ha detto, attenzione che se noi perdiamo un affare lo recuperiamo. Se noi perdiamo dell'onore, ma poi non ce ne frega niente. Se noi perdiamo il coraggio, ha adoperato questa, se noi perdiamo il coraggio siamo fregati. Certo. Ecco, adesso è il momento di tirar fuori gli attributi, se posso dirlo in televisione, sì. E di far vedere che abbiamo coraggio. Cosa rischiamo? Rischiamo che col criptovalute andiamo un po' fuori, non ce ne frega niente. Se noi rimborseremo il debito in 6 anni o in 7, non ce ne frega niente. Se noi a livello nazionale, se noi a livello mondiale, se noi a livello del nostro territorio non sfruttiamo le competenze che abbiamo, se noi non accettiamo di poter sbagliare qualcosa, e questo è un peccato, perché
tempi come ce li abbiamo adesso sarà molto difficile averli. Questo è conscio ottimismo. Esatto, anche perché abbiamo visto che gli imprenditori coraggiosi li abbiamo nel piccolo, nel grande, e le tecnologie ci sono, i soldi ci sono, e come diceva appunto Scolari è un peccato perdere questa opportunità. Io ringrazio molto i nostri ospiti perché ci hanno chiarito in maniera puntuale, ecco, questa galassia dell'idrogeno, particolare sicuramente, ma sicuramente che farà parte del nostro futuro e cominceremo sicuramente a usarla sempre di più. Grazie per cui a Franco Scolari, a Patrick Ban e a Daniele Verardo che sono stati con noi, grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Andrea Bentley all'audio. Finisce qui questa trasmissione di Economai FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie, buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.